Ricordati, o Padre, della tua misericordia e santifica con eterna protezione i tuoi fedeli, per i quali Cristo tuo Figlio ha istituito nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi. Con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti e gli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti,
e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore Dio fedele. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono come un morto lontano dal cuore, sono come un coccio da gettare. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Rendiamo Per noi Cristo si è fatto obbediente,
Per questo l'hai esaltato, Dio l'ha esaltato e gli ha dato un nome, il nome che è sopra ogni nome. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: Chi cercate? Gli risposero. Gesù il Nazareno. Disse loro Gesù: Sono io. Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo. Chi cercate? Risposero. Gesù il Nazareno. Gesù replicò: Vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. perché si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: Rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo? Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei Giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai Giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Egli rispose: Non lo sono. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel Tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo: Così rispondi al sommo sacerdote?
Gli rispose Gesù: Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: Non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse: Non lo sono. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: Non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: Che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro: Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: A noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: Sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: Sono forse io giudeo? La tua gente, i tuoi capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: Dunque, tu sei re? Rispose Gesù: Tu lo dici. Io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato. Che cos'è la verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei? Allora essi gridarono di nuovo: Non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: Salve, re dei Giudei. E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora, e Pilato disse loro: Ecco l'uomo. Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono. Crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato: Prendetelo voi e crocifiggetelo. Io in lui non trovo colpa. Gli risposero i giudei: Noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: Di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: Non mi parli. Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?
Gli rispose Gesù: Tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabatà. Era la parasseve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: Ecco il vostro re. Ma quelli gridarono. Via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato. Metterò in croce il vostro re. Risposero i capi dei sacerdoti. Non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero quella iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: Non scrivere il re dei Giudei, ma costui ha detto: Io sono il re dei Giudei. Rispose Pilato: Quel che ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero 4 parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: Ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: È compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della Parasseve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro, che erano stati crocifissi insieme con lui.
Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era il discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della Parasseve dei Giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore. Tutto è iniziato con una parola. Il creato venne all'esistenza. E contemplando ogni cosa creata e soprattutto la sua creatura, amata sopra ogni cosa, l'essere umano, la meraviglia estatica di Dio fa uscire da sé un sussulto di gioia. Egli stesso, affascinato da tanta bellezza, come l'artista sorpreso, quasi per incanto, dalla bellezza della sua stessa opera. All'inizio era il Verbo, che era presso Dio ed era Dio, colui per mezzo del quale tutto è stato fatto e senza il quale nulla è stato fatto di ciò che esiste. Quella parola, potente e creatrice, ha voluto diventare uomo e parlare a noi in persona, la persona di Gesù. Lo Spirito ha aleggiato su tutto e su di Lui, perché con potenza la vita fosse ovunque, dall'infinitamente piccolo all'universo infinito, affinché colui che era la vita divenisse carne nel grembo della Vergine Maria, divenisse uomo. Se tutto è iniziato con la parola, oggi invece quella parola tace. È un nuovo inizio, dove regna il silenzio, attonito, sgomento, muto, prostrato, sofferente, agonizzante, morente. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Il Cristo stesso si fa silente, tace davanti ai suoi accusatori, nella sua umiliante e dolorosa prostrazione diviene muto agnello che non apre la sua bocca.
E di fronte a tale indicibile e inaccettabile spettacolo, le nazioni intere rimangono senza parola e anche i re si chiudono la bocca. E noi pure, ammutoliti, ci affacciamo su quel baratro a cui il crocifisso viene sospeso, l'abisso della morte, balzo ineluttabile e irreversibile dove scompare la nostra esistenza. Colui che è la luce naufraga tra le tenebre del mondo. Colui che è la via consuma se stesso laddove ogni cammino umano termina inesorabilmente. Colui che è la verità lascia che la menzogna si abbatta su di lui. Colui che è la vita stessa si prostra nella polvere della nostra morte. Guardiamo al Signore Gesù, che ci manifesta tutto il suo amore attraverso il dolore che ha vissuto per noi, salendo sulla croce per attirarci tutti a sé. Colui la cui ostensione sull'infame patibolo ci trafigge, perché ingiustamente l'iniquità e la violenza omicida si sono abbattute su di lui. Ecco l'uomo, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Ecco il legno della croce al quale fu appeso Cristo, Salvatore del mondo. Ecco l'uomo dei dolori, che ben conosce il patire, uno davanti al quale ci si copre la faccia. Ecco colui che si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Non aveva commesso alcuna violenza e non c'era inganno sulla sua bocca. In lui ogni nostra ferita, in lui ogni nostra piaga, in lui ogni nostra crocifissione, in lui ogni nostra morte, in lui l'umanità, la nostra umanità, tutta intera. Dentro al nostro muto silenzio, dove si fa spazio con violenza il dolore inaccettabile per l'ingiustizia della morte umana e di ogni morte, invadendo mente e cuore, irrisolvibile e insuperabile confine posto alla nostra esistenza, è ancora la parola che emerge dal buio silenzioso, dando l'unico senso possibile ed accettabile al mistero che il Figlio di Dio fatto uomo, Gesù Cristo Signore, sia morto per noi su quel patibolo infamante. Quella parola è la parola amore. Sì, è l'amore che fa di quella croce il segno della nostra salvezza, la testimonianza inequivocabile che il Padre ha posto nel suo cuore la nostra esistenza, consegnandoci totalmente il suo amato Figlio e donandoci lo Spirito da Gesù esalato e quindi effuso su di noi, perché la morte non fosse quell'ultima terribile e tragica parola pronunciata su di noi, ma affinché la vita, abitata dall'amore, fosse tutta nel trionfo glorioso del crocifisso risorto. Dalle sue piaghe siamo stati guariti, dalla sua morte siamo stati redenti, dalla sua risurrezione saremo restituiti alla bellezza eterna della nostra umanità, un giorno trasfigurata nella vita nuova in Dio. Il giorno della morte del Signore Gesù allora non è la fine,
Non è il tempo foriero della capitolazione umana. Non è il ghigno mortifero che echeggia sulla nostra esistenza. Non è l'ultimo giorno, ma il preludio, l'attesa, la promessa del nuovo luminoso giorno che ci attende. Lasciamo in questo giorno, venerdì santo, che il silenzio ci abiti, che il crocifisso ci parli, che il suo amore ci raggiunga, che la sua promessa si avveri. E a Lui rivolgiamo il nostro accorato appello affinché abbia fine ogni violenza, tacciano tutte le armi, venga la pace nel mondo intero. Per la Santa Chiesa. Preghiamo, fratelli e sorelle, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi, in una vita serena e sicura, di rendere gloria a Dio Padre Onnipotente. Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, perseveri con fede salda nella confessione del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Per il Papa. Preghiamo per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco, il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede per Cristo nostro Signore. Amen. Per tutti i fedeli di ogni ordine e grado. Preghiamo per il nostro Vescovo Corrado, per tutti i Vescovi, i presbiteri e i diaconi e per tutto il popolo dei fedeli. Dio onnipotente ed eterno, che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo il dono della tua grazia tutti
tutti i membri della comunità nel loro ordine e grado ti possano fedelmente servire. Per Cristo nostro Signore. Per i catecumeni. Preghiamo per i nostri catecumeni. Il Signore Dio nostro apre i loro cuori all'ascolto e dischiuda la porta della misericordia, perché mediante il lavacro di rigenerazione ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù, Signore nostro. Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale siano accolti tra i tuoi figli di adozione, per Cristo nostro Signore. Per l'unità dei cristiani. Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro raduni e custodisca nell'unica sua Chiesa quanti testimoniano la verità con le loro opere. Dio onnipotente ed eterno, che raduni i tuoi figli ovunque dispersi e li custodisci nell'unità, volgi lo sguardo al gregge del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo siano una cosa sola nell'integrità della fede e nel vincolo dell'amore per Cristo nostro Signore. Per gli ebrei. Preghiamo per gli ebrei. Il Signore Dio nostro, che a loro per primi ha rivolto la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai affidato le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, esaudisci con bontà le preghiere della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore. Per coloro che non credono in Cristo. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, illuminati dallo Spirito Santo, possano anch'essi entrare nella via della salvezza. Dio onnipotente ed eterno, dona a coloro che non credono in Cristo di trovare la verità camminando alla tua presenza con cuore sincero e concedi a noi di essere nel mondo testimoni più autentici della tua carità, progredendo nell'amore vicendevole e nella piena conoscenza del mistero della tua vita. Per Cristo nostro Signore. Per coloro che non credono in Dio. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, praticando la giustizia con cuore sincero, giungano alla conoscenza del Dio vero.
Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che tra le difficoltà della vita tutti riconoscano i segni della tua bontà e, stimolati dalla nostra testimonianza, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore. Per i governanti, preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile. Il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché col tuo aiuto promuovano su tutta la terra una pace duratura, la prosperità dei popoli e la libertà religiosa, per Cristo nostro Signore. Per quanti sono nella prova, preghiamo, fratelli e sorelle, Dio Padre Onnipotente, perché purifichi il mondo dagli errori, allontani le malattie, vinca la fame, renda la libertà ai prigionieri, spezzi le catene, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati e ai morenti la salvezza eterna. Dio onnipotente ed eterno, consolazione degli afflitti, sostegno dei sofferenti, ascolta il grido di coloro che sono nella prova, perché tutti nelle loro necessità sperimentino la gioia di aver trovato il soccorso della tua misericordia, per Cristo nostro Signore.
della croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Possiamo sedere, facciamo assieme il canto dei lamenti del Signore al numero 228. Popolo mio, che male t'ho fatto, in che t'ho provocato, rispondimi. Santo sei Dio, santo sei onnipotente, santo sei immortale, abbi pietà di noi. Io ti ho guidato fuori dall'Egitto e tu hai preparato la croce al suo Salvatore. Perché ti ho guidato 40 anni nel deserto, ti ho sfamato con manna, ti ho introdotto in paese fecondo, tu hai preparato la croce al tuo Salvatore. Popolo mio, che male t'ho fatto, in che t'ho provocato, rispondimi. Santo sei Dio, santo sei onnipotente, santo sei immortale, abbi pietà di noi. Che altro avrei dovuto fare e non ti ho fatto? Io ti ho piantato mia scelta e florida vigna, ma tu mi sei divenuta aspra e amara, poiché mi hai spento la sete con aceto e hai piantato una lancia nel petto del tuo Salvatore. Io per te ho flagellato l'Egitto e i primogeniti suoi, e tu mi hai consegnato per essere flagellato. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, rispondimi. Santo sei Dio, santo sei onnipotente, santo sei immortale,
abbi pietà di noi. Io ti ho guidato fuori dall'Egitto e ho sommerso il Faraone nel Mar Rosso, e tu mi hai consegnato ai capi dei sacerdoti. Io ho aperto davanti a te il mare, e tu mi hai aperto con la lancia il costato. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato? Rispondimi. Santo sei Dio, santo sei onnipotente, santo sei immortale, abbi pietà di noi. Io ti ho fatto strada con la nube, e tu mi hai condotto al pretorio di Pilato. Io ti ho nutrito con manna nel deserto, e tu mi hai colpito con schiaffi e flagelli. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato? Rispondimi. Santo sei Dio, santo sei onnipotente, santo sei immortale, abbi pietà di noi. Io ti ho posto in mano uno scettro regale, e tu hai posto sul mio capo una corona di spine. Io ti ho esaltato con grande potenza, e tu mi hai sospeso al patibolo della croce. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato? Rispondimi. Santo sei Dio, santo sei onnipotente, santo sei immortale, abbi pietà di noi. Ti saluto, o croce santa. Redentor, gloria, lode e onor ti canta ogni lingua d'ogni cuore. Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popolo fedel, gron di sangue innocente sul Cristo, che ti volle martirio crudel. Ti saluto, o croce santa, che portasti Redentor. Gloria, lode e onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Se tu nascesti da braccia piorose di una vergine madre, o Gesù, tu nascesti tra braccia pietrose di una croce che data ti fu. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentor. Gloria,
che togli dal mondo il peccato, salva l'uomo che pace non ha. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode e onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Canto numero 107. Mistero della cena è il corpo di Gesù. Mistero della croce è il sangue di Gesù. E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi. Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù. Mistero della pace è il sangue di Gesù. Il pane che mangiamo, fratelli, ci farà intorno a questo altare l'amore crescerà. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù, non diventi per me giudizio di condanna, ma per la tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Corpo di Cristo. Vita eterna. Amen.
Canto numero 100. È giunta l'ora, Padre, per me, ai miei amici ho detto che questa è la vita, conoscere te e il Figlio tuo, Cristo Gesù. Erano tuoi, li hai dati a me, ed ora sanno che torno a te. Hanno creduto, conservali tu nel tuo amore, nell'unità. Tu mi hai mandato ai figli tuoi, la tua parola è verità e il loro cuore sia pieno di gioia, la gioia vera viene da te. Io sono in loro e tu in me, che siamo perfetti nell'unità. E il mondo creda che tu mi hai mandato, li hai amati come ami me. È giunta l'ora, Padre, per me, ai miei amici ho detto che questa è la vita, conoscere te e il Figlio tuo, Cristo Gesù. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai rinnovati con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri sempre al tuo servizio per Cristo nostro Signore. Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha celebrato la morte del tuo Figlio, nella speranza di risorgere con Lui.
venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza della redenzione eterna per Cristo nostro Signore.